La sfida è qui, il cuore batte forte, un solo tiro cambia la sorte. Penalty, il gioco si decide qui. Penalty, emozioni fino all'ultimo sì. Penalty, ogni istante è magia. Penalty, la vittoria è energia. Penalty. Anche in questa bella atmosfera di Natale, Penalty puntuale arriva per raccontare il calcio dilettantistico anche in questo giorno di vigilia. Oggi parleremo soprattutto di Serie D, ma parleremo anche di eccellenza. Parleremo soprattutto delle partite che si sono svolte domenica 21. Pertanto diamo inizio alla nostra trasmissione prettamente natalizia e partiamo con la Serie D. Guardiamo subito i risultati delle partite che si sono svolte domenica. Alla luce dei risultati delle partite che si sono disputate domenica, guardiamo la classifica, parliamo chiaramente di questa ultima giornata del campionato di Serie D. La Nuoveggio Virtus manca l'occasione di chiudere il 2025 da capolista solitaria. Dal Contres Barone finisce 1-1 contro una Vigor Lamezia Maidoma capace di strappare un punto prezioso. Ligea parte forte e dopo pochi minuti trova subito il gol con Maddaloni, bravo a colpire di testa, ma l'arbitro annulla per un presunto fallo dello stesso difensore giallorosso. La Vigor risponde immediatamente con un gran destro di Del Pin sul quale De Falco si fa trovare attento. Gli ospiti crescono e reclamano anche un possibile rigore per un sospetto tocco di mano di Maddaloni, ma il direttore di gara lascia correre. Il match si sblocca allo scadere del primo tempo quando Samaché aggancia in aria il cross di Mirashi e con un sinistro potente batte il portiere facendo esplodere il Dal Contres Barone. Per l'attaccante bomber giallorosso e la nona rete in maglia Virtus. Nella ripresa i padroni di casa provano a chiudere i conti. Calafiore sfiora il raddoppio con un destro che esce di pochissimo, poi Maddaloni, servito dalla sponda di Maltese, manda al lato di testa. La Vigor però resta in partita e si rende pericolosa con Spanò ancora fermato da De Falco. Al 67esimo arriva il pareggio. De Falco respinge una conclusione dal limite, ma sulla ribattuta Pussetto è il più rapido di tutti e con il destro firma l'1-1, regalando ai tifosi biancoverdi una gioia incontenibile. Gli ospiti credono anche nel colpaccio all'81esimo Catalano, ex città di Sant'Agata, alla palla del sorpasso, ma il suo sinistro termina alto. Nel finale Ligea si riversa in avanti, ci provano Longo e Vanca, ma senza fortuna. Finisce 1-1, un punto che porta la Nuoveggio Virtus a quota 31, nuovamente in vetta alla classifica insieme al Savoia e con un 2025 chiuso col botto. La Vigor Lamezia sale invece a 18 punti, allontanandosi dalla zona play-out. Sicuramente ripartiamo da una prestazione che non è stata una prestazione classica di quelle nostre, soprattutto per frenesia e un po' anche per atteggiamento. Sotto il punto di vista della ferocia, dell'atteggiamento, della lotta sulle seconde palle, abbiamo fatto un passo indietro rispetto a quella che era la partita di domenica, che si era messa male,
con un gol di svantaggio, però poi abbiamo reagito, siamo stati bravi, lucidi a ricercare sempre quelli che sono i nostri concetti e l'abbiamo rimessa a posto. Oggi è una partita che poteva girare in qualsiasi modo. Se magari sull'episodio su Fiasco l'arbitro dal rigore va di 2-1 e il calcio non si fa con i secoli, ma magari staremmo parlando di altro. Però di sicuro non siamo stati la solita squadra cattiva, la solita squadra intelligente. Ieri il mister proprio parlava di aree di miglioramento, se non vado errato. La nostra area di miglioramento più importante in questo momento è sicuramente la gestione di questo tipo di momenti, di questo tipo di partite, in particolare in trasferta. Noi lo sapevamo quando siamo partiti, perché adesso è importante analizzare, non essere disfattisti. Analizzare quelle che sono le potenzialità e quelle che sono, diciamo, le lacune dove noi possiamo essere bravi a intervenire, dove noi dobbiamo andare a lavorare ancora con più rigore, perché questa squadra, come dicevamo dal primo giorno, ha un potenziale importante, ma è composta da calciatori la quasi totalità non si sono mai giocati un campionato a vincere, ed è un processo di maturazione, un percorso che stanno portando insieme avanti, step by step. Queste giornate come quelle di oggi fanno parte di questo processo. Diciamo che oggi i ragazzi sono stati sontuosi, hanno raccolto forse quello che dico sempre, il lavoro in cui credi. Quando credi in quello che stai facendo, batti, stai sul pezzo, non molli niente, questi sono i risultati, insomma. E quindi bravi ragazzi e bisogna, questo qua ne facciamo tesoro e lo usiamo per tenerci l'entusiasmo, ma però che non ci montiamo la testa. Ma io ho detto, abbiamo preso elementi con caratteristiche che a me piacciono, no? Quello che dicevamo prima. Pensate che questa squadra sono 15 giorni che ci stiamo lavorando insieme, perché è stata elaborata, è stata rimescolata, e quindi tanti giocatori forse è la seconda volta che giocano anche insieme. Però, come ho detto, cerco di toccare le corde giuste, dove i ragazzi si ritrovano in quello che andiamo a fare durante la settimana, e quindi lo riportiamo poi la domenica. E questi sono i risultati. Ti ho detto, però è frutto loro, perché ci mettono quell'attenzione, quella voglia, quella determinazione, e poi le qualità che non devono mancare mai. Il gruppo. Se dobbiamo aspettare l'individualità siamo fuori di testa, nel senso che non possiamo stare dietro al singolo, noi dobbiamo lavorare di squadra. E poi dopodiché di squadra, quando si lavora di squadra, riesce anche a passare quei momenti magari che può mancare, tipo oggi o tipo la scorsa settimana, perché ti ho detto, siamo un continuo minestrone, perché insomma, quindi non possiamo stare là a vedere chi c'è e chi non c'è. Io dico, quando c'è la mentalità giusta, quando ti ho detto si segue una strada, quando c'è un intento, un'identità ben precisa, lo spartito quello è. Quindi poi dopodiché ci stanno le qualità, ci sta la personalità, perché è fondamentale poi la personalità. Quindi io ho detto tante volte, la personalità si vede anche quando spazi la palla, perché magari dici no, non la spazi perché è brutto da vedersi, no, e tu dici cavolo, mamma mia, ha spazzato al momento giusto, perché chi ti viene contro capisce che quella è una palla brutta, e quindi i ragazzi stanno interpretando bene le situazioni di gara. Non abbiamo perso la testa nel momento che abbiamo preso gol, siamo stati là in gara anche soffrendo, perché abbiamo sofferto, però dopodiché i ragazzi hanno saputo approfittare della loro voglia di vincere. Merry Christmas! Sì, diciamo una vittoria difficile contro una buona squadra, al quale faccio i complimenti al Sembiase per l'intensità che ha messo nella gara, per la voglia di crederci fino alla fine, in un campo difficile sicuramente, dove la Regina sapeva l'importanza della posta in palio di questa partita e sapeva quanto era importante chiudere con una vittoria esterna, a prescindere dai risultati degli altri campi.
e quindi siamo abbastanza soddisfatti, soprattutto per il continuo sapersi adattare della squadra ai vari momenti della gara. Mi sento di conoscere abbastanza bene questo girone, vedevo la media punti, che non era una media punti da squadra da prima in classifica, perché le ultime medie punti, escluso quella mia col Trapani che non fa testo, ma neanche quella del Catania e delle altre l'anno prima della Gelbi, sono prima ancora del Messina, erano medie punti da 1,87, 1,88, quali sono adesso, e quindi ero più che certo che qualche punto qualcuno poteva perderlo. Naturalmente consapevoli che noi dovevamo fare qualcosa per cui siamo stati chiamati, diciamo, non qualcosa che poteva essere normalità, quello che dovrebbe fare sempre la regina. Io credo nel lavoro, quando ho un gruppo che mi segue, un gruppo che si impegna H24 per cercare di risollevarsi, come ha fatto nel periodo dove magari poteva essere il periodo più buio, è normale che i risultati prima o poi devono arrivare. Quindi speravo di arrivare al massimo, ho detto almeno 6, e l'ho detto in un momento dove magari qualcuno mi ha preso in un momento che forse pensavo che avessi poco lucidità. Io ci ho sempre creduto, consapevoli che comunque non abbiamo fatto ancora nulla, perché se guardiamo la classifica non siamo neanche nei playoff, quindi dobbiamo essere abbastanza consapevoli che abbiamo fatto un altro passettino in avanti. Oggi possiamo dire che in quel giorno di ritorno che tanto decantavamo possiamo mettere la casella presente, perché la regina ci sarà, ma questo poi bisogna saperlo dimostrare anche nel corso del giorno di ritorno. Intanto però ci godiamo questo momento, che è un momento che ci porta alla pausa natalizia, e penso che ci stiamo arrivando con i migliori auspici. No, diciamo che non abbiamo sbagliato neanche un minuto oggi, perché la squadra non ha avuto pause mentali e questo ci ha portato a stare sul pezzo fino al 97esimo e portare il risultato a casa. La mia espulsione è causata da delle proteste che stavamo facendo un po' tutti, però io magari ho perso un po' il controllo in quel momento, dove mi continuavo a lamentare per un rigore dato in una maniera troppo generosa, perché secondo me se si danno questi calci di rigore non ci possono essere più contatti in aria, perché è una cosa che è inaccettabile. E quindi il guardialine pensava a dirmi dell'area tecnica, in quel momento io dicevo ho pensato a dare questi rigori, diciamo che magari forse in un momento troppo di euforia ho perso un po', tra virgolette, di lucidità, e quindi magari va bene così, nella vita bisogna sbagliare, ci si sbaglia e si accettano gli errori, potevo gestire il momento diversamente. Stiamo correndo abbastanza bene in avanti verso l'alto, perché ricordiamoci che al mio arrivo la regina era la prima squadra di play-out, lo è stato anche con me dopo le sconfitte con l'Athletic Palermo, quindi diciamo che la classifica ci impone questo. Il discorso di rompere equilibri no, non reclamo niente, noi abbiamo una direzione sportiva, una proprietà dove ci confrontiamo giornalmente, col patron una volta a settimana facciamo sempre dei briefing dove ci aggiorniamo sul da farsi, su quelle che sono le situazioni accadute. Questa è una squadra che ha bisogno d'attaccante, noi lo sappiamo, ci stiamo lavorando, è una richiesta mia della direzione sportiva che la consente, perché a livello numerico non possiamo stare con 2 attaccanti. Abbiamo giocato tante partite con Edera prima punta, io quando sono arrivato dove ero via Montalto, ancora Ferraro era fuori. Pellicanò è un giocatore di grandissima qualità, ma è un giocatore che viene da un anno di inattività e ancora col ginocchio non sta benissimo, e quindi non ci possiamo permettere il lusso nel clou del campionato di farci trovare impreparati. Quindi non penso che queste cose sono delle scelte che possono rompere gli equilibri, perché gli equilibri si rompono qualora uno staff tecnico, un allenatore non facesse delle scelte su quello che è la settimana, su quello che vede, sulla meritocrazia. Io, siccome lavoro solo su questo, penso che l'ho dimostrato anche schierando tanti under, non guardo la carta d'identità, non guardo i trascorsi, io guardo la settimana. Mungo mi diceva a fine partita, e qui anzi, diceva non si aspettava mai di giocare titolare, perché in settimana è stato uno di quelli che non cerchiamo di stare quanto più possibile abbottonati per tenere al massimo la concentrazione dei ragazzi alta. Difficilmente possono capire, scuso 4-5 forse la formazione, lui non si sentiva minimamente tra i papabili, e oggi ha fatto una delle migliori partite dove sono arrivato, e lo ringrazio, gli faccio i complimenti a lui e a tutta la squadra. Quindi quando con me c'è questo tipo di atteggiamento, cioè meritocrazia, chi si impegna di più, chi dà più, e soprattutto chi
contestualizzato alla gara può avere qualche qualità in più, lo metto in campo a prescindere dal nome e dal cognome, quindi quello che avevamo di bisogno l'abbiamo fatto, dal terzino al difensore centrale con Verducci, adesso manca l'attaccante, ci stiamo lavorando, siamo sul pezzo, speriamo che a breve possiamo ufficializzare quello che noi è il nostro pensiero, quello che sono stati i nostri obiettivi. Quindici anni dopo l'ultima sfida, datata 10 marzo 2010, Milazzo e Messina tornano ad affrontarsi in terra Mamertina e ancora in Serie D. Il Milazzo, neopromosso, sorprende tutti, quarto posto e 27 punti in piena zona playoff. Il Messina invece è retrocesso, penultimo a quota 13, frenato da una pesante penalizzazione di 14 punti, senza la quale sarebbe appaiato proprio ai rossoblù. L'attesa dura poco e dopo appena 2 minuti la partita entra subito nel vivo. Il Milazzo si rende pericoloso con una punizione di giunta che costringe Sorrentino a un intervento decisivo. Sul corner successivo Franchina prova la deviazione col destro, la palla leggermente toccata termina ancora in calcio d'angolo. All'11° ci prova Dall'Oglio con una punizione dal limite deviata dalla barriera e finita sull'esterno della rete. 4 minuti più tardi il Milazzo reclama un calcio di rigore per una trattenuta su Dall'Oglio, ma l'arbitro Buzzone lascia proseguire tra le proteste dei rossoblù. Il Messina prova a rispondere, lo fa al 21° con Bosia di testa, ma Mileto è attento e respinge. Nel finale di tempo cresce l'intensità, al 44° Moschella calcia dal limite, il tiro deviato sfiora il palo. Sul corner seguente Curiale chiede un penalty, ma anche in questo caso l'arbitro lascia correre. Nella seconda frazione il Milazzo rientra in campo con grande determinazione, al 50° la consueta punizione di giunta chiama Sorrentino all'ennesimo intervento decisivo. I rossoblù insistono sugli sviluppi del corner e ancora l'estremo difensore giallorossi a salvare i suoi, ripetendosi poco dopo sulla spettacolare conclusione in acrobazia di Moschella. I mamertini continuano a spingere, al 53° Pipitone tenta la soluzione dalla distanza, ma la palla termina di poco a lato. Stessa sorte per il tiro di Bosetti 2 minuti più tardi, che sfiora il palo, mentre il colpo di testa di Moschella si spegne sul fondo. Il vantaggio sembra cosa fatta al 68°, ma la zuccata di Moschella sul cross di Marco Giunta si stampa sul palo a portiere battuto e sul proseguo dell'azione Curiale in acrobazia manda sull'esterno della rete. I legni diventano protagonisti anche al 77° quando il calcio piazzato di Dall'Oglio viene ancora respinto dal montante. Nel finale il Milazzo sfiora clamorosamente il gol vittoria all'81°, Greco da pochi passi non riesce a deviare in rete il cross di giunta, sprecando l'ultima grande occasione della gara. Finisce così 0-0, un pareggio che permette al Milazzo di salire a quota 28 punti e confermarsi in zona playoff, mentre il Messina raggiunge i 14 rimanendo in penultima posizione. Entrambi chiudono il 2025 con un punto al termine di un match combattuto e ricco di occasioni. Diciamo pure che abbiamo incontrato una buona squadra, a parte il campo, a parte le difficoltà ambientali, nel senso positivo, nel senso che avevamo la gente attaccata al rettangolo di gioco, perciò la spinta anche dalla parte degli avversari è stata anche notevole. Abbiamo incontrato una buona squadra, lo avevo detto che era una partita difficilissima e noi abbiamo fatto come sempre quella partita di compattezza, di abnegazione, di spirito, di corsa. Avevamo sicuramente qualche problema ancora davanti perché Tedesco ancora non è nella condizione buona, ottimale. Abbiamo giocato con Rosetti che era con una caviglia in disordine, per cui abbiamo avuto delle difficoltà che poi alla fine abbiamo dovuto mettere davanti un terzino e un centrocampista per cercare di finire la gara. Però i ragazzi hanno fatto la partita che dovevano fare contro una buona squadra e contro questo campo che sicuramente ci ha penalizzato e loro magari forse tra virgolette un po' abituati a questo tipo di campo, giocando le domeniche qua in casa, probabilmente hanno avuto qualche piccolo vantaggio, però devo dire che il Milazzo anche oggi è stato sfortunato, questo lo dobbiamo dire a onor di cronaca, dobbiamo essere anche contenti per come è andata
e contenti per il punto che abbiamo preso, che ci avvicina sicuramente a una situazione di classifica buona per cercare di uscire dalla zona play-out. Merry Christmas! Ancora una sconfitta per il Paterno Calcio che nell'ultimo impegno dell'anno colleziona il 7° KO in 8 gare al Falcone Borsellino. Vince la Nissa nella 17ª giornata di campionato per 3-0. Via al racconto della sfida con il primo gol della Nissa, arrivato dopo solo 6 minuti quando Provenzano pennella per Rotulo che di prima pesca in area di rigore Alagna. Il 9 nisseno è bravo a girarsi e a battere Branduani da 2 passi. Riapprezziamo il gol al nostro replay. All'11° da un errore di Lucca la Nissa riparte e crea una buona occasione. Rotulo salta Fernandez e poi illumina centralmente da Terranova. Il suo tiro viene sporcato ma poi arriva sulla testa di Alagna che cerca nuovamente Terranova. Branduani allontana in qualche modo sul tentativo di rovesciata del 17. Al 19° arriva una reazione dei rossazzurri. Di Maria lancia verso Youngling, la retroguardia difensiva della Nissa rischia tantissimo con Bulaya che prova ad incrociare ma non trova la via del gol per un bel intervento di Castelnuovo. E ancora al 36° da un lancio di Di Maria è ancora protagonista Bulaya che trova un buon corridoio per involarsi verso la porta ma tira altissimo e si dispera. Al 41° la Nissa trova la rete del raddoppio, Alagna difende palla, poi scarica da Bruno che crossa al centro, raccoglie tutto solo Terranova che con questo 1-2 aereo trova un bel gol, battuto Branduani che rimane impassibile e nel primo minuto di recupero i biancoscudati calano il tris, ripartenza perfetta guidata da Marco Palermo che allarga da Alagna che restituisce palla al centrocampista ex Catania che con un colpo di testa ravvicinato fa 3-0. La ripresa accade davvero poco, al 3° minuto ci prova dalla distanza Rotulo ma trova Branduani che risponde con i piedi. Al 10° il Paternò ha una buona occasione, Bulaya trova spazio in mezzo a 3 uomini, allarga da Ferrandino, cross respinto che diventa buono per Di Stefano vicino al gol. Con questo tiro ci arriva Castelbuono e la difesa allontana nel finale da cross di Golfo. Arriva così Bulaya con il pallone che termina al lato di poco. Al triplice fischio tanta delusione, tanta rabbia dei tifosi rossazzurri e Mascara si dimette da tecnico del Paternò. Ricordo ancora lo scetticismo di giugno e di luglio su questa rosa che oggi invece si è dimostrata all'altezza della categoria e sta facendo un campionato strepitoso, quindi sicuramente un 2025 fantastico. Nelle 17 partite dove l'Atletic Palermo è sceso in campo io penso che non ci sono state partite dove l'Atletic abbia meritato la sconfitta, non ci sono state partite dove l'Atletic si sia mai arreso, quindi a detta di molti addetti ai lavori questa squadra sviluppa un buon gioco, è propositiva, poi è normale che in alcune circostanze siamo mancati un po' di esperienza, ma una squadra così giovane, una squadra così votata all'attacco, al pressing offensivo, ce lo potevamo aspettare, quindi sicuramente siamo felici di questi 29 punti e resta fisso nella nostra mente l'obiettivo salvezza da raggiungere il prima possibile. Ma la scelta di mister Ferraro insieme al direttore Perinetti è stata una scelta oculata, il mister
ci ha convinto subito. E poi è normale che la sua grande bravura è stata dare seguito alle parole dette a giugno ai fatti. Lui lavora sul singolo per migliorare il gruppo e io penso che dall'inizio dell'anno a oggi non ci sia un calciatore che non sia stato migliorato, quindi sicuramente merito al mister, allo staff e al grande lavoro che è stato fatto. Per noi oggi, a prescindere dal risultato che sono i 29 punti, guardiamo al risultato personale di ogni calciatore, dal primo all'ultimo. Hanno avuto una crescita personale importante, quindi oggi il lavoro del mister per noi è stato fondamentale. Ma l'augurio del 2026 sia quello di continuare così, continuare a giocare così bene, continuare a fare il risultato e magari, perché no, l'obiettivo di questa società è quello di poter vedere qualche nostro calciatore nei prossimi anni in palcoscenici più importanti, quindi noi ci auguriamo che i tanti giovani sul quale stiamo puntando possano avere la possibilità di arrivare nei professionisti, e se sono passati all'Atletico ognuno di noi gli ha dato un pezzettino per farceli arrivare, sicuramente questa è una vittoria di tutti. Io ovunque mi trovi a parlare, oltre il Palermo che è la fede di tutti noi, che è la squadra per cui tutti noi tifiamo, c'è anche quell'Atletico Palermo che porta sempre il nome di una città e si sta facendo valere in giro per i campi siciliani e italiani. Christmas! Beh, io credo che il primo tempo dal punto di vista del risultato è stato negativo, perché errori singoli ci hanno messo nelle condizioni di dover diciamo, recuperare in un campo infame così. Il secondo tempo ho visto ancora una squadra, ho sistemato, forse si è visto qualcosina e ho visto una grande reazione della squadra, che per me questo momento, al di là dell'aspetto tecnico, era soprattutto capire che motivazioni hanno, che gruppo è, e io credo che la reazione ha dimostrato che questo è un gruppo sano, un gruppo di uomini che hanno voglia di uscire fuori da questa situazione, e insieme mi auguro che, anzi sono molto convinto che ce la faremo, perché questo gruppo, ripeto, è un gruppo di uomini veramente con la U maiuscola, sono orgoglioso di poter essere il loro condottiero e gli dico solo che da adesso bisogna capire che abbiamo tutte le possibilità per poter dare soddisfazioni sia alla società, a noi stessi, ma io oggi, guardando il Tupparello in questo modo, conoscendo chi è Acireale, avrei veramente voluto qualcosa di diverso. Mi auguro che i risultati possano portare un po' di serenità e un po' di entusiasmo attorno alla squadra. La mia intenzione è quella di venire qua, dare il contributo, ripeto, dal punto di vista tecnico, dal punto di vista caratteriale alla squadra. Per quanto riguarda il resto, vorrei e mi augurerei che insieme ai risultati potessero arrivare anche quelle persone che io credo che nel calcio il giocatore ha bisogno, chiunque fa parte di questo mondo, senza tifosi non c'è divertimento, quindi posso tranquillamente dire che in una partita del genere, con una spinta come i tifosi della Cireale sanno fare, io sono convinto che oggi può darsi che una palla sarebbe entrata solo con la spinta e con l'urlo, perché Acireale è Acireale, però ripeto, non voglio entrare minimamente in dettagli o in situazioni che si sono verificate o che esistano. Io mi voglio stare un po' fuori, voglio stare all'interno dello spogliatoio e lavorare con la squadra. Noi abbiamo cominciato la partita molto bene, ricordo che Falù ha avuto un'occasionissima dopo 1 minuto, 2 minuti se non erro, che poteva sicuramente cambiare l'inerzia della gara. Questo non è avvenuto, mentre loro alla prima vera possibilità data da un errore che ci può stare, ripeto, nel calcio, l'hanno sfruttato, e quando tu arrivi a subire la seconda rete dopo un giro di 5 minuti, 10 minuti,
In una situazione del genere io sfido chiunque a poter avere una serenità e una tranquillità quando hai già subito l'esonero, hai subito situazioni da 3-4 mesi a questa parte, quindi devo fare l'elogio ai ragazzi perché hanno creduto che è quello che ho detto sempre, la partita finisce quando l'arbitro fischia. Se noi ci mettiamo questo nella nostra mentalità di non lasciare il campo neanche un secondo, potremmo anche perdere la gara, però sicuramente entreremo nello spogliatoio e dobbiamo farlo dopo aver dato sempre tutto e non avere mai rammarico. Merry Christmas and a Happy New Year. Sotto una pioggia battente e nel silenzio dello stadio Vincenzo Presti, il Gela chiude con una sconfitta interna il 2025. La Gelbison vince 2-0 grazie ad una partita accorta e impeccabile tatticamente. Brutto il Gela visto oggi pomeriggio, incapace di testare una trama di gioco e rendersi pericoloso. Pomeriggio triste in uno stadio vuoto per l'imposizione del prefetto e i tifosi costretti ad assistere alla partita davanti ad un maxi schermo. Scelte obbligate per il tecnico Misiti che rispetto alla gara di Vibo Valencia cambia soltanto Sbuttoni con Petta, mentre Tuccio parte dalla panchina, Aperi ancora titolare. La cronaca si parte dopo 9 minuti con il primo squillo del Gela con Gigante lanciato da Maltese, Corriere si salva in calcio d'angolo. Al 25esimo ci prova Aperi con un diagonale sinistro, ancora il portiere Campano che si salva sul corner. Al 26esimo pericolosa la Gelbison con Gonzalez che esplode il destro, su cui però è attento Minos. Al 33esimo il portiere del Gela non blocca un facile pallone in uscita e dalla distanza Urquiza non centra lo specchio della porta. Al 37esimo sull'ennesimo contropiede della Gelbison, Russo approfitta del rimbalzo veloce del pallone e impegna ancora Minus con i pugni. Gioca bene la Gelbison, al 45esimo il cross teso di Russo trova l'incornata di Diabate che finisce alta. Nel secondo tempo ci si aspetta una reazione del Gela e invece continua a premere la formazione ospite. Al primo però ci prova Maltese dal limite, Corriere spinge male e sul tap-in Bakoko è in fuorigioco. Al nono ancora Maltese, para a terra il portiere ospite. Al 26esimo la Gelbison trova il gol del vantaggio, segna proprio lui, l'ex Tanasi Kosovan, che raccoglie una sponda del compagno di squadra Cascio e poi va a esultare davanti alla propria panchina. La reazione del Gela è nulla, malgrado gli ingressi in campo dei vari Tuccio, l'ex Teio, poi nel finale anche Di Bollino non produce nessun tiro pericoloso e proprio mentre l'arbitro sta per fischiare la fine della partita, Fernandez trova anche il gol del 2-0 che chiude una brutta partita del Gela e la terza vittoria consecutiva della Gelbison. E dopo aver visto le immagini anche dell'ultimo turno dell'anno per quanto riguarda il campionato di Serie D, è la volta adesso del campionato di eccellenza calabro. Ultima giornata, diamo subito uno sguardo ai risultati proprio delle partite di domenica. In base ai risultati guardiamo anche la classifica che riguarda la chiusura proprio del girone calabro del campionato di eccellenza.
Benvenuti al Mario Tedesco per l'ultima corsa del girone d'andata, la 15ª giornata del campionato di eccellenza. Propone DGS Praia Tortora Palmese 1912. Uno sguardo al cronometro, pronti, via, si parte. Ancora Petrone, di testa riesce ad avere la meglio. Manca l'anticipo, il giocatore della Palmese, allora Petrone cerca lo spunto, va sul fondo, con la suola se lo porta in avanti il palo e poi la palla in rete. Sblocca subito il match la squadra biancazzurra con Angelo Petrone. Piccioni dall'altra parte, subito per Leirosa che è un buon pallone, parte, ha davanti il portiere ed è gol! Sigla subito il suo primo gol con la maglia biancazzurra, Leirosa Junior Amarildo. Palla che arriva a Baggini per Petrone con un preziosismo, la lascia proseguire per Ciacanè che vede l'apertura interessante per Lupacchio, c'è tanto spazio, il numero 16 guarda in mezzo, poi cerca il rimorchio, l'arrivo di Maitini, la conclusione, parata a terra da Lombardo. L'esterno per Maitini ad allargare per Santiago che va subito a puntare l'uomo, cercare il fondo, il 19 lo trova Paversone basso, messo fuori dalla difesa della Palmese, alimenta Lupacchio ancora in area, poi la dà esterna per Santiago che cerca un numero, il numero 19 e poi anche una conclusione. Traversone a cercare Santiago, Ciacanè il controllo, la fucilata alta. Fiumara nell'area, Baggini, attenzione D'Andrea, palla che rimane ancora lì, sulla linea poi, allora di mezza il vantaggio, la Palmese riapre il match con la zampata in mischia al 34esimo minuto, siamo nell'ultimo minuto di recupero, allora una trentina di secondi, poco più. Baggini non trova, attenzione al tentativo di Lepiane che ha cercato di superare Piccioni in ripresa, l'ha messa in calcio d'angolo, palla per Ciacanè, la posizione è regolare, il controllo, poi a rimorchio ancora Ciacanè ed è il 3-1, la palla è entrata, Ciacanè. 6 minuti della ripresa, 3-1 qui al Mario Tedesco. Quella che è l'ultima giornata del girone di andata del campionato di eccellenza. Strumia per i biancazzurri, lancio nello spazio per Ciacanè, Tapia prova a non farlo girare, Ciacca si gira, cerca di andare in mezzo, trova Petrone con la suola, poi non trova la conclusione per andare a segno. Dalla bandierina con calma il capitano biancazzurro Angelo Petrone a guardare nel mezzo. Palla che spiove nell'aria per il colpo di testa di Leirosa Junior Amarildo, doppietta! Ma nel frattempo si continua a giocare con la rimessa della Palmese nel cuore dell'area. Gonzalez alza un campanile, Ciacanè in fase difensiva, attenzione alla vecchia dalla distanza centrale. Petrone ora dall'altra parte, punta l'avversario, converge. Palla per Maitini, Dominguez vede lo spazio, allarga e fa retrocedere Santiago che ora avanza e punta l'avversario, cerca centralmente un traversone morbido per Petrone e a botta sicura, ma forse era in posizione irregolare. Petrone, palla spizzata per Ciacanè che può andare verso la conclusione, Ciacanè non fallisce il sinistro. Soffre che prova a disturbare ancora una volta Lupacchio che si rifugia sui piedi di Piccioni. Maitini, su di lui subito la vecchia, ora giocano un po' troppo, la vecchia conquista il pallone sul pressing e fa 5-2. L'appoggio per Petrone che si gira bene su Monti questa volta, palla dentro per Dominguez. Doppietta anche per Dominguez Federico. Petrone non vuole liberare, invece trova lo spiraglio per Mazza che supera anche l'avversario, entra in area il 23, cerca di servire Ciacanè che anticipa il portiere in uscita e fa tripletta.
Siamo entrati in extra time, non siamo riusciti a vedere però la segnalazione dell'entità del recupero, il 90° è già trascorso e arriva adesso il triplice fischio di l'Erario di Formia. Finisce 7-2 per la DGS Praia Tortora, questa che è l'ultima giornata del girone di andata. Sinceramente non so da dove iniziare con le parole. Non so, non riesco a commentare né il primo né il secondo, e comunque alla fine la partita dura 90 minuti, si può parlare del primo tempo, i primi 10 minuti, ma dispiace per come è andata la partita, dispiace tantissimo per tutto il popolo neroverde, dispiace per la città di Palmi, dispiace tantissimo per l'umiliazione subita oggi, una Palmese che secondo me un risultato così ampio non l'aveva mai subito. Non lo so, questo qua non lo so sinceramente, con tutta onestà mi dispiace e mi scuso con tutto il popolo neroverde e con tutta la città di Palmi. Io ho solo questo da dire, non ho altro a livello tecnico, a livello tattico posso complimentarmi solo con il Praia perché è una grande squadra, è una squadra costruita per vincere, è una squadra che è fatta di giocatori forti e validi in qualsiasi reparto, è una squadra completa, gli faccio l'in bocca al lupo per il proseguo del campionato, spero che faccia un grande campionato, se riesce a vincere io le farò i complimenti, ma io della Palmese non so che cosa dire oggi, mi dispiace, chiedo scusa, sono venuto qua davanti ai microfoni solo per scusarmi col popolo neroverde e con la città di Palmi. Diciamo che siamo contenti di quello che abbiamo fatto fino ad oggi, peccato per la sconfitta di domenica che magari poteva darci diciamo, il primo traguardo che era essere campioni d'inverno di questo campionato, però speriamo che poi a maggio sarà diverso il risultato. Sì, ha capito bene o que o mister quer, ha lavorado bem nessa semana e que possa cada vez mais entender o jogo do mister para ajudar a squadra. Sì, perché fa piacere diciamo sempre fare gol e cose, ma a me fa più piacere quando gioco bene e questa posizione come trequartista l'ho fatto praticamente tutta la mia carriera, che non sono una punta, tipo punta come Amarildo, ma più che vieni a cercare la palla, quindi mi sento bene in questa posizione. Sì, perché non sono diciamo solo davanti, lo so che c'è lui Amarildo ha le simili caratteristiche che me, che io e possiamo completarci e questo mi va bene. Tutto è pronto per il calcio d'inizio, signor Gallella che sta per dare il via alle ostilità per questa 15ª giornata del torneo di eccellenza. Si parte, il primo pallone giocato proprio dalla Gioiese. Dorta si accentra dentro questo pallone per Gomez che arpiona bene la sfera, attenzione, vince il rimpallo, Gomez contrastato, attenzione, una serie di rimpalli e non riesce il Bocale a spingere questo pallone in rete. C'è stato un rimpallo che ha favorito inizialmente Gomez, poi la respinta del portiere, è stato fermato poi anche dai difensori e la successiva battuta di Sansoni di fatto è finita addosso a Gomez. Attenzione alla svirgolata qui invece del difensore, ma opportunità qui per il Bocale ghiottissima, palla che arriva nel cuore dell'area, colpo di testa di Lotitto che non inquadra lo specchio ad un passo dal gol. Cristian Lotitto, per lui una rete in questo campionato, aggredito da due avversari, perde il pallone Sansoni, attenzione, servizio per la respinta di Amendola sulla battuta da parte di
Migale, ha rischiato ancora il Bocale, ancora una volta Amendola è riuscito a neutralizzare, cerca spazio per tirare, lo fa e colpisce la traversa, attenzione, poi sbaglia tutto Tedesco, ma qui davvero se la sta rischiando grosso il Bocale, ha un po' di spazio, chiuso adesso, va al cross di testa, Gomez, la parata da parte di Marinaro, grandissimo intervento sulla stoccata di testa di Gaston Gomez, pallone allontanato dalla difesa della Gioiese, ma qui bellissima opportunità, qui smanacciano invece sia Mendes che Migale, poi Mendes compie un grande intervento a salvare il pallone, a trattenere questo pallone, e poi c'è il fallo da parte di Gemarson nei confronti di Parra, altro pallone tagliatissimo a cercare l'inserimento dalla parte opposta di Gomez, dentro in scivolata, la respinta, attenzione, e poi la parata di Marinaro che anticipa Sansoni sul tap-in tentato dall'argentino, pallone servito da Patriarca, cross basso, si pestano i piedi praticamente in due, attenzione la botta da fuori, tentata da Colina, palla sul fondo ma c'è stata la deviazione, sarà calcio d'angolo, attenzione dentro questo pallone, altra palla che passa e la Gioiese passa in vantaggio, la Gioiese è avanti al minuto numero 14 del secondo tempo e questo è un po' il risultato di quello che è stato l'atteggiamento fin qui comunque del Bocale, che ha concesso veramente tanti spazi. Francesco Migale dunque al minuto numero 14 del secondo tempo attacca il Bocale con Romeo che vince un doppio contrasto, scarico all'indietro, Gomez, gran destro a giro, la blocca Marinaro, attacca ancora la Gioiese, attenzione con Migale che prova a cercare spazio per tirare e colpisce la traversa credo, ed è una Gioiese che sta legittimando comunque quello che ha fatto fin qui. Si gioca, il pallone arriva a Rekic che calcia al volo, il pallone si perde sul fondo, non ha inquadrato lo specchio Rekic, buona la coordinazione ma non ha tenuto basso questo pallone che si è spento oltre la traversa. Seguiamo questi ultimi minuti, Dorta, palla nel mucchio, Lotito, la sponda, esce Marinaro che blocca, la palla scappa, resta lì e c'è stato un clamoroso salvataggio sulla linea. Clamoroso salvataggio sulla linea nella mischia che si è generata nell'area piccola, davvero una partita stregata questa, e arriva il triplice, fischio, la Gioiese, posso tranquillamente dire con merito, vince 1-0 contro il Bocale, decisivo il gol arrivato al 59esimo da parte di Migale e dunque si chiude con una sconfitta per certi versi inaspettata. Questo 2025 del Bocale che va a riposo, va al giro di boa, dunque con questa amarezza. Bocale che si è espresso certamente meglio in trasferta in questo girone di andata rispetto alle gare casalinghe. Clima perfetto per la disputa di una partita che vedrà contrapposti in campo la squadra ospite, l'Isola Caporizzuto con la maglia gialla e i pantaloncini rossi e il Monasterace quest'oggi in tenuta bianca e calzoncini grigi. Ancora Cautaruccio, un pericoloso cross verso il centro area e abilmente pallone che fa vedere di essere dotato tecnicamente, è provvisto, riesce con una bella uscita alta a sbrogliare una situazione che stava diventando pericolosa, grande sicurezza denotata dal giovane portiere del Monasterace che è uscito a tempo. Palla di nuovo nei piedi di Baldè, Papaleo ha spazio per ragionare, rientra sul sinistro, propone un cross, arriva Zari che assistiamo veramente al primo pericolo. Palla ricacciata via, di petto, Dorato, Balibanca, palla che arriva tra i piedi di Walter c'ha la possibilità di sinistro, arriva dall'altra parte, Papaleo, fermato da un intervento di Lettieri, tra i giocatori di maggiore qualità, a sinistro
dolce verso Dorado, sale, palla addirittura che termina poi nei piedi di Waller, che non si fa pregare al centro dell'area, praticamente più di un rigore in movimento. Al terzo minuto del secondo tempo, subito la segnatura del Monesterace, l'avevamo notato, era entrata in campo la squadra ionica con un piglio diverso. Dominguez di piatto, via, dove però non c'è nessuno, però arriva Badibanga, colpo di testa all'indietro, ancora si complica la vita, Badibanga, il portiere, un errore clamoroso della difesa dell'Isola, consentito a Badibanga di poterne approfittare, in un primo tempo ci aveva messo una pezza Calandra e al 16° del secondo tempo raddoppia il Monesterace. Di Biase, lungo, palla intercettata da Gergo, palla però a Lettieri che calcia verso la rete e sulla linea di porta, provvidenziale l'intervento di Uneida, portiere battuto. Ancora Lettieri, ha possibilità di servire un suo compagno in aria, e Maiolo si fa strada, bella la conclusione di Maiolo di sinistro, Badibanga, Dorado, bella la finta. E bello anche l'intervento di Calendra, bella la finta con cui Dorato si era liberato al tiro. I difensori del Monesterace possono agire in completa tranquillità, riconquista la palla, è sempre lui e questa volta Boubacar si lascia ipnotizzare da Calandra. Waller, autore del primo gol, esce con il pallone tra i piedi, palla che giunge nuovamente nei piedi di Boubacar, tacco verso il nuovo entrato, si propone al tiro, conclusione fiacca e centrale, non difficile questa volta l'intervento di Calandra, Cauterucci, e ancora una munizione, questa volta falciato Cauterucci, tutto pronto per calciare, vediamo quale soluzione opterà. Tira direttamente in porta, ma la palla termina alta sulla traversa, non di molto, ma controllata sicuramente da Pallone che si era proiettato con un balzo verso la sua traversa. E si conclude la partita, il risultato finale 2-0 per il Monesterace, ancora 3 punti che vanno ad arricchire la classifica della squadra ionica. Con le immagini dell'ultima giornata del campionato di eccellenza calabro, noi chiudiamo qui la puntata odierna prettamente natalizia di Penalty. Grazie per essere stati con noi, vi auguro a tutti voi naturalmente buon Natale, ci vediamo giovedì 31 dicembre per una puntata prettamente da fine anno di Penalty. A tutti voi buone feste!